Ma che roba! Senti che c'è anche delle botte, come delle esplosioni. Senti. La colonna di fumo nero altissima è visibile a chilometri di distanza. È un incendio di enormi proporzioni, quello che sta devastando il salumificio Coati in via Leonardo da Vinci ad Arbizzano, nel comune di Negrardi, Valpolicella, alle porte di Verona. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco di Verona e Vicenza, evacuate nella zona diverse abitazioni e capannoni a scopo precauzionale, mentre l'amministrazione comunale invita a tenere chiuse porte e finestre. Una persona è rimasta ferita. Dalle prime informazioni risulta si tratti di un dipendente del salumificio che, per mettersi in salvo, si è gettato dalla finestra riportando gravi traumi. È stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell'ARPAV che stanno monitorando l'aria e l'ambiente circostante l'azienda per verificare l'eventuale inquinamento. Pesanti anche le ripercussioni sulla viabilità, chiusa la Valpolicella e le vie limitrofe allo stabilimento. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, anche i carabinieri e la polizia locale.